Ogni 2 anni in Veneto si ammalano di cancro circa 31.400 persone, per la precisione sono 31.393, è la stima fornita dal Registro Tumori del Veneto. I dati si riferiscono al biennio 2014-2015, periodo in cui è stata completata la registrazione sul 100% della popolazione. Numeri per inquadrare un fenomeno che spaventa, soprattutto per l'abbassarsi dell'età in cui ci si ammala. Sono soprattutto le donne ad essere colpite sotto i 40 anni. Il rischio è quello del tumore alla mammella, diffuso per il 32% dei casi, segue quello del colon retto. Negli uomini invece il più diffuso, con il 21% dei casi, è il tumore alla prostata. In Veneto in questi ultimi anni è aumentato il cancro alla tiroide, ma c'è anche una buona notizia. La buona notizia riguarda il tumore del polmone. Chi parla bene parla di big killer, e così è un tumore ad elevata mortalità. Esso ha un trend in diminuzione e di questo possiamo ringraziare i mutati stili di vita. Ma a preoccupare la popolazione sono i rischi dovuti all'inquinamento atmosferico. La mappatura del Veneto inoltre include l'area rossa interessata dall'inquinamento da PFAS. Le zone della popolazione coinvolte sono state rimodulate. Non troviamo situazioni di allarme rispetto alla popolazione generale del Veneto. Questo non significa che si possa abbassare la guardia rispetto ad un tema di impatto ambientale straordinariamente elevato per la nostra regione. Diagnosi precoce, fondamentale per intervenire con cure efficaci. Vogliamoci bene è un principio metafisico. Invito la popolazione a volersi bene.